Prima uscita casalinga del campionato di Serie C1 per il rinnovato CUS Palermo, affidato alla guida tecnica di coach Salvo Rizzo, che tra le mura amiche del Palacus ospita l'Isola Calcio a 5, reduce dalla rocambolesca sconfitta interna contro il Bonifato Alcamo nella prima recita di campionato. Di contro la squadra giallonera ha vinto e soprattutto impressionato per mole di gioco contro l'Athletic Club Palermo, anche se lo 0-3 maturato ai Campi del Sole 7 giorni fa non è stato forse il risultato più giusto. In ogni caso, partita molto intensa fin dalle prime battute. Andiamo a vedere le immagini a partire dal primo tempo, con la prima giocata della partita in favore della squadra di Rizzo, con la gestione dalle retrovie, poi l'imbucata per Lucchese che calcia, trova la respinta con Giannola tutto solo nel cuore dell'area di rigore. Dall'altra parte però la giocata di Pitarresi per la zampata vincente di Mirko Sorrentino. 1-0 per l'Isola Calcio a 5, una giocata estemporanea da parte dell'11 e del 10 dell'Isola, che qui si deve difendere sulla ripartenza del CUS Palermo. Lucchese non riesce a ribadirla in rete, prima gara casalinga con la sua nuova squadra per l'ex giocatore del Real Termini, che vedremo protagonista nel corso dell'incontro. Ma intanto qui la giocata ancora imperversare tra le linee da parte di Cutrona, con la palla che però esce. Leto, la palla in avanti a cercare ancora compagni, qui la conclusione respinta sul tentativo di Guarino, poi Minnone la mette al centro, non riesce a trovare compagni. Cutrona prova ad uscire con Pitarresi che viene però fermato. Sulla palla si avventa Guarino che riesce a liberarsi di un avversario, calcia con la punta, bravo Morrione, tra l'altro portiere in prestito proprio dal CUS Palermo. CUS che ci riprova con Miranda, ancora con i piedi Giovanni Morrione a metterla fuori, ma attenzione al tentativo di ripartenza qui da parte della Isola col fallo non fischiato ai danni di Catanese. Dall'altra parte Guarino con l'avanzata, il tocco per Miranda che se la parta sul sinistro, la puntata sul palo a Morrione, battuto. Ancora CUS che cerca di attaccare, che cerca di pareggiare, ancora con la giocata di Mirko Guarino, puntata sul fondo questa volta dell'ex giocatore del Villaurea. Nuovamente il CUS con Giannola che viene fermato, poi tiro all'improvviso di Miranda con la palla che si perde fuori, poi giocata da pivot puro, spalle alla porta del capitano del CUS che trova ancora la spaccata di Morrione a dire di no. Poi altro recupero palla di Minnone col servizio di Giannola per Miranda in spaccata, ancora Morrione a respingere. CUS che attacca a testa bassa alla ricerca del pareggio. Qui Lucchese col tiro, rasoiata di sinistro che non trova però la porta, poi l'uscita palla al piede sul tentativo di recupero da parte dell'Isola che innesca Pitarresi. Pitarresi da uno sguardo in mezzo, poi va a calciare Sorrentino sul tap-in, non riesce a trovare la porta, occasionissima qui. Ma veniamo alle immagini del secondo tempo che si preannuncia pirotecnico, subito innescato dal tentativo di Giannola su schema da calcio piazzato, la palla respinta da Pitarresi sul palo. Poi succede questo, la pressione da parte del CUS, il tentativo di Miranda, forse Morrione, sicuramente l'incrocio dei pali, palla che si perde fuori, poi va a pressare il CUS, Cutrone la tocca col braccio, il direttore di gara ravvisa, oltre che gli estremi per la punizione, quelli per l'ammonizione dell'ex giocatore del Partinico Audace. E la seconda per il giocatore, il centrale palermitano, perde un uomo importante l'Isola. E qui sui sviluppi della punizione, prima Leto, poi Minnone che però la tocca col braccio. Occhio ai falli, occhio ai fischi, perché saranno il leitmotiv di questo secondo tempo col CUS che continua ad attaccare con Leto e con Miranda con l'uomo in più. Poi a un certo punto Giannola cerca di sparare, para Morrione, ancora attacco vivo per il CUS Palermo però con Miranda che la smista nuovamente per il suo attaccante, respinto con i piedi da Morrione. Nuovamente i gialloneri a tentare di pareggiare con Fifetto Leto che la gioca con lo scambio, ancora Leto, la palla all'indietro per la conclusione, respinta, tentativo di Miranda che poi va anche a pressare, non riesce però a recuperare, ci riesce invece Giannola che cerca di scucchiaiare due volte, ma due volte Morrione a dire di no. E siamo soltanto a metà di questi highlights, amici di Sportisili, perché ancora c'è tanto da vedere, come questa conclusione fortissima di Giannola che si perde fuori. Ancora la pressione da parte del CUS che trova il gol del pareggio con Minnone, col più giovane in campo, con l'ex Villaurea che trova in spaccata la rete dell'1-1, meritatissimo pareggio per la squadra di Salvo Rizzo che insiste ad attaccare. Qui Giannola per Leto in mezzo, palla allontanata in qualche modo, ma ancora sui piedi di Miranda che però la spara alta
da posizione ghiotta, però qui sullo schema da calcio piazzato il capitano del Cus Palermo trova il gol del 2-1, l'esultanza del numero 10 ancora in gol dopo la doppietta con l'Athletic, l'abbraccio con Baucina ancora fuori per infortunio. Non mancano le assenze in casa Cus, in particolare quella del portierone Lo Piparo, ma qui Cus che riesce a recuperare palla e si rilancia con Leto, è un 2-0, Giannola per il tap-in di Lucchese, Mirrione si supera e sarà una parata fondamentale perché sul capovolgimento di fronte Sorrentino vince un rimpallo a tu per tu con Misuraka, il pareggio ancora, sempre il numero 10 Mirko Sorrentino, l'esultanza rabbiosa, il 2-2 di un'Isola Calcio a 5 che non muore mai e che torna in linea di galleggiamento, anche se qui deve subire l'avanzata di Giannola, la palla per Lucchese, ancora Morrione a dire di no. Magic moment per il portiere dell'Isola, decisamente meno magica l'uscita di Misuraka che travolge Mazzola, calcio di rigore per l'Isola dal dischetto Totò Pitarresi, e non solo l'ha ripresa l'Isola ma è tornato in vantaggio con il suo capitano, il classe 88, l'immortale Pitarresi. A testa bassa il Cus a cercare il gol del nuovo pari. Qui gran giocata di Giannola, forse è buttato giù, riesce comunque a calciare la palla, esce di pochissimo. Torna in possesso l'Isola Calcio a 5 con la giocata di Sorrentino che va via a Lucchese, poi calcia e la palla si perde fuori con deviazione di Misuraka, poi maniscalco. La smista, ricordiamo che il Cus nel corso del primo tempo ha perso per infortunio Guarino. Qui conclusione di Lucchese con palla deviata in calcio d'angolo, ma sugli sviluppi dell'angolo esce male dai blocchi Giannola che travolge Mazzola, direttore di gara che ferma il gioco, tiro libero Isola, va dal dischetto più lontano, ancora Totò Pitarresi, la rete del 2-4, doppietta anche per lui, come per Sorrentino, prima volta sul +2 per l'Isola Calcio a 5 che qui avrebbe la chance. Fallo di Minnone su Sorrentino, ancora tiro libero, ancora Pitarresi contro Misurata, la rincorsa, il tiro, questa volta Misuraka è bravo a restare fermo fino alla fine, poi fallo dello stesso Pitarresi sul Leto, tiro libero in una partita tesissima, oltre che ricca di falli. Dal dischetto più lontano si presenta Alberto Miranda che batte Morrione, il quale si tuffa solo all'ultimo. 3-4 e ancora non avete visto niente, amici di Sportisili, perché si prosegue con un altro tiro libero, questa volta per l'Isola Calcio a 5. Si ripresenta Pitarresi che questa volta la piazza bene alla sinistra di Misuraka, tripletta del capitano, tutto a cronometro fermo. 3-5 nuovamente sul +2 l'Isola Calcio a 5, ma la partita è ancora eterna. Fallo su Giannola, altro tentativo a cronometro fermo, nuovamente Miranda si mette in posa Morrione, ma la piazza di giustezza il capitano, ancora in gol, nuovamente in gol il numero 10 che corre verso il dischetto, scena già vista, il gol del 4-5, ma qui Miranda commette un'ingenuità, fallo in scivolata evitabilissimo su Catanese, va al tiro libero e questa volta sbaglia clamorosamente Pitarresi, è un errore che costerà caro all'Isola, che qui deve difendersi dall'attacco prolungato del Cus con Minnone che la mette al centro per Lucchese che arriva dalle retrovie, calcia di forza ma non di precisione, poi tiro libero per Miranda, Morrione scusate, con la gran parata che rimane fermo questa volta, poi la pressione di Miranda che toglie palla a Catalano, poi ancora Miranda per Giannola, la palla torna nuovamente sui piedi del numero 11 e chi se non lui poteva togliere le castagne dal fuoco, il migliore in campo Nicola Giannola, il gol del 5 pari, l'abbraccio con Salvo Rizzo. Ci sarebbe ancora tempo per un clamoroso ribaltone perché il Cus ha sicuramente più energie, ma qui deve difendersi su un calcio d'angolo con la palla che rimane lì, la conclusione, il gol, ma prima c'era stato il fallo di Mazzola e quindi tiro libero per il Cus Palermo, ma la conclusione Di Romano finisce sul palo e nega il sorpasso al Cus Palermo, che però continua ad attaccare con Lucchese che se la porta sul sinistro. Morrione risponde presente, la mette fuori, poi parte dalle retrovie la squadra di Rizzo col servizio centrale, Morrione strepitoso 2 volte su Giannola, poi Lucchese calcio addosso ad un avversario, occasione gigantesca per il Cus Palermo che insiste con Minnone, con lo scarico per la palla ancora a sinistra per Giannola, serie di finte, Giannola incrocia col sinistro, la palla esce fuori, poi clamorosa palla gol qui per
l'Isola con Arato che si presenta a tu per tu con Misuraka, il quale non si fa battere. Poi altra conclusione, ed è questa l'ultima emozione di una grandissima partita finita in parità. Spreca una grande chance ma rimonta di cuore e di carattere il CUS Palermo contro un ottimo Isola Calcio a 5. Da Sportisile è tutto, alla prossima.